Mamma trevigiana scambia via chat con il nuovo compagno immagini pedopornografiche della figlioletta e dei nipotini. Il papà della ragazzina scopre l'orrore e fa arrestare entrambi dai carabinieri. Resta in silenzio il 18enne arrestato per la rapina nella villa del dentista a Pieve di Soligo. Vive un disagio profondo e pericoloso, dice il suo avvocato, pronto a chiedere un'altra misura cautelare. I carabinieri di Montebelluna intimano l'alta dopo averlo sorpreso a spacciare. Il 37enne nigeriano fugge in auto contromano e provoca 2 incidenti, miracolosamente senza feriti. Non solo il carburante, incubo bollette per le famiglie con la guerra in Medio Oriente. La CGIA stima per i veneti 750 milioni di salasso nel 2026. Attimi di paura in Viale della Repubblica a Treviso, 37enne in bici travolto da un van, immediati soccorsi anche da parte degli automobilisti, il giovane vivo per miracolo. Commozione a Carbonera per i funerali di Alessandro Ponzio che ha perso la vita in sella alla moto. A Breda il rombo dei bolidi degli amici ha salutato il feretro. Tra una settimana invece al campo da rugby di Villorbe i funerali con rito laico di Samuel Mazzoni, il 29enne ucciso dall'auto che aveva invaso la corsia schiantandosi contro la sua vettura. Dopo le parole del segretario provinciale della Lega, il sindaco di Spresiano certifica l'apertura del fronte politico nel centrodestra. Intanto a Castelfranco nominato il commissario prefettizio. Dopo la diretta, con il grande successo di ascolti su Antenna 3, il processo alla vecchia di Ponte Dante torna in replica domani alle 16:15 per rivivere insieme tradizioni e sorrisi di una manifestazione che a Treviso non conosce età. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso è dunque un'ampia pagina di cronaca in apertura a partire dalla terribile vicenda che ha portato a un doppio arresto da parte dei carabinieri di Roma, ma a Treviso una mamma trevigiana che si scambiava via chat con il nuovo compagno immagini terribili pedopornografiche anche della figlioletta e dei nipotini. Il papà della ragazzina ha scoperto l'orrore e ha fatto arrestare entrambi. L'orrore in casa, nel posto che dovrebbe essere il più sicuro. L'orrore scoperto da una ragazzina, ancora più scioccante perché la sua mamma è protagonista di questo orrore. Una 48enne di Treviso che si dilettava a scambiare via chat con il nuovo compagno 52enne numerose immagini pedopornografiche che tra gli altri ritraevano la stessa figlia e 2 cuginetti di 5 e 8 anni. Questi ultimi, secondo gli investigatori, potrebbero aver subito violenza dalla stessa zia. È un quadro impressionante quello emerso dalle indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma, dove l'operazione è partita con la denuncia del papà della minorenne e che ha portato all'arresto della coppia. L'uomo ha raccontato che sua figlia, mentre era a Treviso a casa della mamma, sua ex moglie, aveva visto per caso nel PC della donna la chat tra lei e il nuovo compagno. Foto e video terribili di numerosi minorenni, lei stessa tra questi, immagini che l'hanno scossa e spinta a confidarsi con il papà. I carabinieri, per andare a fondo della questione, hanno raccolto testimonianze, interrogato la ragazzina e analizzato tutto il materiale informatico, come ad esempio cellulari, computer e tablet, sequestrati nel corso delle perquisizioni eseguite nelle abitazioni di Roma e Treviso. Ciò che hanno trovato metteva i brividi, un'elevatissima mole di foto e video dai contenuti sessualmente espliciti e nelle chat tra i 2 indagati sono stati rilevati contenuti di natura pedopornografica incentrati sui loro commenti, con riferimento alle foto che ritraevano i minori nelle zone intime del corpo. Inoltre, nelle stesse chat, trovati altri commenti che fanno ipotizzare che i nipoti della donna siano stati costretti a subire attenzioni di natura sessuale dalla zia, come ripetuti toccamenti nelle zone genitali, contemporaneamente videoregistrati e commentati con lo stesso 52enne. Nel cellulare di quest'ultimo, infine, sono state trovate numerose altre immagini a contenuto pedopornografico di minori di 18 anni in pose sessualmente esplicite. E adesso torniamo a parlare della violenta rapina in villa a Pieve di Soligo, perché si è avvalso della facoltà di non rispondere il 18enne di Conegliano arrestato per l'assalto alla villa del dentista Bubola. Vive un profondo disagio giovanile diffuso e pericoloso, dice il suo avvocato, pronto a chiedere un'altra misura cautelare in attesa della svolta delle indagini. Si tratta di un giovane di 18 anni che evidentemente vive quel disagio giovanile molto diffuso e anche molto pericoloso, così ampiamente, quasi oserei dire epidemicamente rapportato anche al nostro territorio. Il ragazzo era completamente ammutolito, era bloccato, non ha detto nulla, ma non aveva neppure lucidità per dire qualcosa.
Occhi bassi, sguardo contrito, bocca chiusa, così il 18enne Halil si è presentato agli inquirenti nel carcere di Santabona nell'interrogatorio di garanzia per la violenta rapina nella casa della famiglia Bubola a Pieve di Soligo, dove sarebbe stato peraltro riconosciuto da uno dei figli dei proprietari. Il giovane quindi né ha tentato di difendersi né tantomeno ha fatto i nomi dei due complici, sui quali si continua a indagare. È possibile che sia rimasto succube dei suoi complici, che sia succube di altri? Guardi, questo non lo so, perché giustamente non ho elementi di fatto per affermare questo. Dico che ha 18 anni. Halil resta in carcere in attesa di una svolta nelle indagini che sembra imminente. Da questo dipenderà anche la tattica difensiva nel breve periodo. Ho anticipato, la madre che piange qua in studio ore piantonata, ho anticipato questo al giudice, ho chiesto una sostituzione di misura, ma ritengo che in questo momento la tempestività della sostituzione di misura avverrà in una fase successiva. Ecco. Sullo sfondo resta il precedente, la rapina consumata a Refrontolo un anno fa nella villa dei gelatieri d'Oimo. All'epoca il giovane era minorenne e avrebbe agito come basista della banda, sapendo che in quella casa c'erano dei soldi. Pur nella massima cautela, Riponti marca la differenza. Un anno fa la situazione era diversa. Questa volta ha partecipato, aveva parlato anche con i carabinieri di quello che era successo, delle motivazioni, aveva dato le sue spiegazioni. Questa volta qua invece è come discutere con una colonna di marmo, ecco, non si discute. Parla da legale difensore Riponti, ma anche da docente universitario di criminologia. Ne esce un quadro inquietante. Probabilmente questi giovani, ed è una questione inquietante, sia minori che appena maggiorenni come in questo caso, vivono una dimensione di rapporto con la realtà assai peculiare, sono immersi in un mondo mediatico e anche web e anche internet in cui i modelli che circolano sono modelli di violenza, sono modelli di volgarità, modelli di brutalità. Io sono particolarmente addolorato da questa faccenda e anche molto solidale con le persone offese che hanno vissuto dei momenti drammatici. Però noi dobbiamo pensare a rifondare la nostra società per quanto riguarda i rapporti con il mondo giovanile. Una tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Montebelluna, un inseguimento da film, la fuga contromano di uno spacciatore ha provocato 2 incidenti, l'uomo arrestato ora è ai domiciliari. Quando si è vista arrivare addosso l'auto come un missile, probabilmente ha pensato che fosse finita. Invece, miracolosamente, la 44enne che stava tranquillamente guidando la sua vettura è rimasta illesa, anche se scioccata dall'impatto. Quel missile si era appena scontrato con un'auto dei carabinieri dopo aver imboccato una via contromano nella sua folle e pericolosa fuga. A bordo, in possesso di un bazar della droga, c'era un 37enne nigeriano che aveva poco prima ignorato l'alt dei militari. Una scena da film a Montebelluna in pieno pomeriggio. I carabinieri avevano documentato la cessione di droga con un cliente nel parcheggio di un supermercato. Di qui il blitz per fermarlo, ma il 37enne ha dato gas alla sua vettura scappando e dando inizio all'inseguimento che ha provocato 2 incidenti con gravi danni sotto gli occhi allibiti dei passanti. Una volta bloccato gli è stata sequestrata la droga, 12 involucri di cocaina, 15 di eroina, 350 euro in contanti, guadagno dello spaccio. Per lui è scattato l'arresto, convalidato, è stato posto ai domiciliari con braccialetto elettronico. Un altro incidente, diversa la dinamica, con anche in questo caso però una tragedia sfiorata. Parliamo degli attimi di paura vissuti oggi in Viale della Repubblica a Treviso, dove un 37enne in bicicletta è stato travolto da un van. Immediati soccorsi anche da parte degli automobilisti. È cosciente, per fortuna penso sì che sia andata bene nonostante un impatto violento, perché ha fatto un bel volo. Tu l'hai visto proprio volare? Sì, l'ho visto proprio volare,
quindi per fortuna è andata molto bene. Giovanni Pace è stato tra i primi a scendere dalla propria auto e prestare soccorso al 37enne gambiano finito con la propria bici contro un van scuro all'altezza dell'incrocio da Pino in Viale della Repubblica a Treviso, uno dei nodi più trafficati e critici della città. Da una prima ricostruzione la bici elettrica era diretta verso Piazzale Pistoia, sfilando sulla destra i veicoli accodati nella stessa direzione. È da poco passato mezzogiorno l'impatto quando il mezzo tenta di svoltare verso San Pelaio. La bici viene caricata sul cofano e finisce in mezzo alla strada. A terra, sbalzato per diversi metri, anche il 37enne che nell'immediato rannicchiato su se stesso sembra non muoversi. Sono attimi di grande apprensione. L'autista del van si ferma, così come alcuni automobilisti, tra cui appunto Pace. Io ho chiamato la polizia, che sono stati brevissimi perché poi hanno chiamato la polizia locale, è arrivata subito. Ci siamo sincerati delle condizioni, oltre me chiaramente il conducente si è subito fermato, sincerato, ha chiamato lui il 118 e anche altre persone, devo dire che il senso civico in questo. L'uomo è cosciente, arrivano gli agenti della polizia locale, il nucleo infortunistica stradale e a stretto giro gli operatori del SUEM 118 con ambulanza che parlano con il 37enne che, raggiunto anche da un compagno, risponde così agli stimoli. Sembrano non esserci ferite, fratture evidenti, ma uno stato di shock generale dovuto all'impatto. È stato portato al cafoncello. La tragedia invece si era consumata martedì a Breda di Piave, lo schianto che aveva visto morire in sella alla sua moto il 25enne Alessandro Ponzo. Questa mattina l'addio a Mignagola di Carbonera. Nemmeno il frastuono provocato dal rombo dei motori riesce a colmare il vuoto di una comunità ancora incredula per la morte di Alessandro Bonzo. Il 25enne è rimasto vittima di un incidente stradale martedì in via Brigata Emilia a Breda di Piave. Era in sella alla sua Ducati Alessandro quando ne ha perso il controllo, finendo prima contro un muretto, poi nel fossato lungo la strada. In chiesa Mignagola di Carbonera, l'addio. L'amore è ciò che oggi, con Fernando Pessoa, ci fa dire: la morte è la curva della strada, morire è solo non essere visto. Perché l'amore è ciò che rimane in eterno. Lo dice anche il Cantico dei Cantici: forte come la morte è l'amore. Di certo forte l'abbraccio di amici e conoscenti ai familiari, alla mamma Stefania, al papà Claudio, al fratello Christian. Sono stati loro a mettere sulla bara il suo casco, simbolo di una passione, quella per i motori, che era diventata anche un lavoro in una officina della zona. Ieri Christian ha fatto una battuta: hai le mani da meccanico, riferendosi ai segni del suo lavoro che svolgeva con dedizione e diligenza, e che era parte di lui, della sua persona. Quelle mani sono ora nascoste agli occhi, ma mi immagino che siano la prima cosa che il Signore ha guardato di lui, perché se è vero che 25 anni sono davvero pochi, è altrettanto vero che anche 25 anni possono essere carichi di frutti. Ed è così che Don Giuseppe restituisce l'immagine di un ragazzo semplice e generoso con i suoi sogni e le sue attitudini. Se veniva cercato da tanti amici e non solo, non era solo per la sua ormai comprovata passione e competenza per i motori. Era anche per come questa passione e competenza lui le metteva a disposizione degli altri, perché Alessandro c'era. Si sapeva di poter contare su di lui. Fra una settimana esatta, invece, sabato 21 marzo alle 9:30, con rito laico al campo da rugby di Villorba, i funerali di Samuel Mazzone, il 29enne che ha perso la vita lo scorso 6 marzo nel terribile schianto di Maserata. Lo ricorderete, l'auto sulla quale viaggiava si era scontrata frontalmente con un'altra vettura che aveva invaso la corsia opposta, non lasciandogli scampo. Nell'impatto l'auto di Mazzone era finita nel vicino fossato e il giovane, immediatamente soccorso, era morto poco dopo il terribile impatto.
Senza di loro non sarebbe vivo. Si chiamano Francesco e Alessandro, gli agenti del commissariato di Conegliano che lo scorso 3 marzo hanno salvato un anziano di 78 anni allontanatosi di casa senza più riuscire a fare il ritorno dai suoi cari. L'allarme era scattato nel pomeriggio di lunedì 2 marzo quando i familiari, non vedendolo rincasare, ne avevano denunciato la scomparsa. Poi solo martedì gli agenti del commissariato l'hanno trovato steso a terra con un principio di assideramento in evidente stato confusionale. Dopo avergli prestato le prime cure, i poliziotti hanno accompagnato l'uomo in pronto soccorso, dove nei giorni successivi le sue condizioni sono migliorate. Una storia che anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha voluto condividere in queste ore sui suoi canali social. Si tratta di 2 poliziotti molto giovani, uno dei 2 è appena entrato in servizio al commissariato di Conegliano. È arrivato il plauso del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Apriamo la pagina politica adesso, l'abbiamo aperta anche ieri con il fronte di Spresiano. Il caso Spresiano già spacca il centrodestra dopo le parole pronunciate dal segretario provinciale della Lega Coin. Crediamo nell'unità, ma siamo pronti a correre da soli, dice il sindaco meloniano Marco Della Pietra, che lancia anche pesanti stoccate. Sentite. Credo che adesso sia necessario aspettare il prossimo fine settimana con il referendum per non mettere troppa carne al fuoco, però credo che l'evidenza sia sotto gli occhi di tutti, per cui diciamo che al 99,9% scenderemo ancora in campo con lo stesso capitano, si può dire capitano che dopo non ci sia il copyright, e con una squadra gran parte formata da chi è già in amministrazione, ma con anche diversi volti nuovi. Quindi nessun psicodramma per le parole di Coin. Dopo il referendum lei è pronto a presentarsi con o senza la Lega? Ma assolutamente sì. Noi siamo pronti a correre da soli senza problemi. Il messaggio a quelli che sulla carta dovrebbero essere alleati è chiaro, quasi un fendente politico. Marco Della Pietra, sindaco uscente di Fratelli d'Italia, risponde così al segretario della Lega provinciale Dimitri Coin, che nel corso di una nostra intervista parlando di elezioni comunali ha rivelato la difficoltà di correre uniti a Spresiano, dove i dissapori sono risalenti e avevano portato a corse solitarie anche nel 2020. L'unità da queste parti sembra dunque una chimera. Noi siamo sempre stati, e lo siamo ancora, per il centrodestra unito, questo è poco ma sicuro. Anche alle scorse comunali eravamo di questo avviso. Abbiamo chiesto alla Lega se avesse piacere di correre tutti quanti assieme e sono stati loro a dire no, guarda, meglio che andiamo separati, per cui al massimo sarà un rendezvous, né più né meno. Ma io e la mia squadra stiamo ragionando per conto nostro, come d'altronde abbiamo fatto negli ultimi 9 anni, da quando la Lega per la questione Asco Holding ha cominciato a votarci contro. Ma io credo che a fronte di certe uscite sia evidente come il problema non sia di tipo amministrativo, ma sia più che altro di tipo personale, molto probabilmente nei miei confronti, ecco. Se i margini a Spresiano per una ricucitura sono oggettivamente bassi, il centrodestra potrebbe trovare una quadra prima del previsto a Castelfranco Veneto, dove Lega e Fratelli d'Italia hanno già presentato Luca Pozzobon, Forza Italia Gianfranco Giovine. Nella città del Giorgione intanto il prefetto Angelo Sidoti ha individuato il commissario che dovrà traghettare il comune al voto. Si tratta del viceprefetto di Treviso Alessandro Sallusto. A lui gli affari correnti e la gestione del municipio. E ancora la politica, perché di fatto ha un dibattito politico, è diventato un dibattito politico quello attorno al referendum sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo. Nel pomeriggio di oggi all'Istituto Mazzotti di Treviso, un incontro che era atteso con l'ex magistrato Pier Camillo Davigo. Sovverte una parte importante della Costituzione che riguarda la separazione tra i poteri dello Stato. Già in Italia il potere legislativo è andato a fondersi quasi con quello esecutivo, visto che la maggior parte, la quasi totalità delle leggi nascono da disegni di legge di iniziativa governativa. Andare a limitare, perché questo ci sarà, l'indipendenza della magistratura può avere conseguenze pericolose.
Piercamillo Davigo, già magistrato e membro del Consiglio Superiore della Magistratura, spiega così le motivazioni del no al referendum sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo. Tra le figure più importanti del panorama giudiziario italiano, Davigo è intervenuto all'incontro organizzato all'Istituto Mazzotti di Treviso dai comitati Vota No, Difendere Giustizia, Costituzione e Democrazia. Assente invece il guardasigilli Carlo Nordio, invitato dai promotori della giornata, con la sua sedia, come era stato annunciato alla vigilia, rimasta vuota. Davigo ha affrontato i vari passaggi della riforma. Sul sorteggio per la scelta dei membri dei CSM, l'ex magistrato risponde così. Cosa direbbero i parlamentari se si proponesse di sorteggiare loro? Per la consultazione della prossima settimana non sarà necessario il raggiungimento del quorum, ma Davigo è certo che i cittadini saranno consapevoli dell'importanza dell'appuntamento referendario. E io non credo affatto che i cittadini italiani siano sciocchi, quindi stanno facendosi delle domande. Le nubi sono sempre più scure sul fronte dei rincari causa guerra in Medio Oriente, lo vediamo fra poco dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso e con lo spettro dei rincari, non solo del carburante, come abbiamo raccontato in questi giorni, ma anche sulle bollette. C'è una stima della CGA di Mestre e poi intanto c'è anche il rincaro sul settore alimentare. Oltre 751 milioni di euro. A tanto, secondo le stime della CGA di Mestre, potrebbero ammontare i rincari delle bollette per 2 milioni di famiglie venete. Gli incrementi più consistenti nella provincia di Padova, con una stima di 143,7 milioni. Seguono Verona, Venezia, Treviso con 131,3 milioni di euro e Vicenza. Un salasso al quale vanno aggiunti gli aumenti del carburante, con il diesel che in queste ore ha toccato anche punte di 2,2 euro al litro, con le inevitabili ricadute sulle attività artigianali e commerciali. Lo conferma il maestro pasticcere Massimo Albanese. In ogni caso questi aumenti che possono esserci stati in quello che è l'ambito dei trasporti incidono nelle materie prime per noi e quindi abbiamo comunque subito dei rincari. Ma se petrolio e gas risultano essere a 2 settimane dallo scoppio del conflitto in Iran, le materie prime che hanno registrato l'impennata maggiore non sono da trascurare le oscillazioni dei prezzi di altri beni che con la festa del papà e la Pasqua alle porte rischiano di pesare sulle produzioni legate a queste ricorrenze. Il cacao, il caffè, poi ciclicamente burro e uova aumentano proprio a ridosso delle festività di Natale e Pasqua. Oscillazioni fisiologiche dei prezzi, oggi più che mai rimarcate a causa del conflitto in Medio Oriente, ma Albanese rassicura. I rincari ci sono, io come azienda e comunque il nostro settore siamo tutti dell'idea che in questo momento è opportuno mantenere i prezzi calmierati e quindi non applicheremo degli aumenti soprattutto in vista di queste festività. Festività dunque salvate dagli aumenti, ma le preoccupazioni, inutile negarlo, guardando al futuro, restano. Purtroppo queste cose creano un po' di preoccupazione, un po' di agitazione sia nel nostro contesto e quindi nella questione produttiva e anche nella clientela. I rincari, il futuro difficile ed è un futuro sempre più difficile anche per le famiglie, la scuola, le imprese, i giovani, i pochi giovani rimasti. Oggi se ne è parlato a Santa Caterina, ci sono dati davvero drammatici forniti dal Censis. La risorsa giovani è sempre più scarsa. La cosa interessante è un effetto nascosto, quello che sta avvenendo nel mercato del lavoro. È paradossale che abbiamo toccato numeri record, più di 24 milioni di occupati, che però non sfiorano minimamente i giovani. Tutta la nuova occupazione creata nello scorso anno in Italia ha riguardato persone over 50 anni. Numeri chiarificatori e anche un po' spaventosi quelli messi in luce nel convegno tenuto a Santa Caterina. Il direttore del Censis non lascia aperte grandi speranze sul futuro che attende i pochi giovani rimasti in Italia dopo il calo demografico e l'espatrio verso paesi che offrono migliori prospettive. L'ultimo anno abbiamo toccato un numero record, più di 157.000 italiani hanno trasferito la residenza all'estero. Ecco, qual è il punto chiave? Che i giovani sono pochi. Questo significa che rappresentano un bacino elettorale poco
interessante per l'offerta politica, perché sono pochi, diminuiscono nel tempo, e questo spiega anche l'assenza di vere e proprie politiche giovanili nel nostro Paese. Oggi il 36% delle famiglie in Italia è unipersonale, tra anziani rimasti soli o single che ce la fanno, la solitudine è quella che la fa da padrone. Le coppie con figli sono solo il 29% del totale, mentre il resto è costituito da coppie senza prole, un quadro sul quale la politica deve intervenire, come hanno chiesto i numerosi giovani intervenuti che non vogliono arrendersi alla tragedia dei numeri e che hanno rivendicato spazi ed entusiasmi. Dobbiamo assumerci responsabilità e insieme creare delle prospettive perché effettivamente possano rimanere ed essere felici nel nostro territorio. Dobbiamo dare delle risposte sulle politiche dell'abitare, sulle politiche del trasporto, della mobilità, sulle politiche del lavoro e della possibilità di contemperare la famiglia con le esigenze lavorative. La fortuna della mia delega mi fa incontrare ogni giorno tanti giovani all'interno delle scuole, ma anche all'interno delle realtà associative, del progetto Giovani, e incontro giovani motivati, giovani che hanno voglia di mettersi in gioco, giovani che cercano opportunità, e quello che abbiamo cercato di fare in questo mandato con la Giunta Conte è stato proprio quello di metterci in ascolto, di creare con loro un dialogo attivo, costruttivo, che mettesse al centro le loro esigenze, che creasse per loro opportunità, e quando l'abbiamo fatto i giovani non ci hanno mai deluso. Dobbiamo dare meno importanza ai fatti negativi e dobbiamo far emergere ciò che di positivo i giovani possono dire, e questa mattina lo abbiamo ascoltato. Allora, i fatti positivi, perché c'è anche chi giovane ritorna a Treviso, resta a Treviso e fa impresa. Il nostro prodotto è un cestino intelligente che si occupa di automatizzare il processo della raccolta differenziata. Ciò significa che se una persona passa e butta la bottiglia di plastica, il sistema lo riconosce e lo depone nel compartimento corretto. Questo prodotto è pensato per i centri con alta affluenza, quindi i centri commerciali, gli aeroporti, dove appunto le persone sono di fretta e disinteressate, motivo per cui è utile un prodotto del genere. Leonardo Callegarini, trevigiano doc, 25 anni, è la dimostrazione che i giovani hanno spesso ottime idee e, se adeguatamente sostenuti, possono fare grandi cose. Oggi è a capo di un'azienda che conta altri 5 fondatori giovanissimi come lui, che è partita da un bando europeo e poi ha trovato un investitore che oggi li sta portando ad esportare in tutto il mondo. Questo prodotto è nato dall'idea di 3 ragazzi che hanno vinto un contest a livello internazionale, sono tornati in Italia e hanno detto facciamolo, quindi hanno coinvolto altre 3 persone più tecniche, me e altre 2, e da lì abbiamo iniziato a progettare il primo prototipo. Prima era in cartone, poi era in legno, poi abbiamo sempre più spinto finché non abbiamo conosciuto Dent SRL, che ci ha permesso di utilizzare i loro spazi per creare il primo prototipo presentabile al pubblico. Da lì è un crescendo. Il prototipo, dopo un anno di progettazione, viene presentato nel 2025 in H-Farm e succede il miracolo. E lì in particolare abbiamo conosciuto un investitore che a giugno ha deciso di investire, e da lì tutti noi ci siamo licenziati nei nostri vecchi lavori e abbiamo iniziato a lavorare in questo full time. I cestini intelligenti, che naturalmente sfruttano l'intelligenza artificiale, già viaggiano in tutto il mondo, mentre i ragazzi restano saldamente a Treviso. Sì, un paio ne abbiamo spediti in Romania, in Brasile, e ne spediamo in Sicilia, in Sardegna, ne abbiamo spediti a Milano, siamo andati a Nave de Vero, a Jesolo, quindi abbiamo un po' seminato un po' ovunque dove il mercato lo richiedeva, insomma. È tutto made in Treviso, quindi voi non andate via da qui? L'azienda è qui, l'azienda che ce li produce è qui, e quindi attualmente sì, la nostra idea è di lavorare con l'estero ma di restare qui. Complimenti ai giovani imprenditori che hanno il coraggio di tornare e di restare. Domani alle 12:30 siamo sempre a Treviso, da Viale Burchiellati prenderà il via la 109esima edizione della popolarissima gara ciclistica internazionale per la categoria dilettanti, promossa dall'Unione Ciclisti Trevigiani. Per consentire lo svolgimento della manifestazione sono previste alcune modifiche alla viabilità nelle aree interessate dal percorso di gare nelle vie limitrofe. Divieto di sosta in diverse zone del centro, così come limitazione alla circolazione in varie fasce orarie. A partire dalle 11:45 su tutte le vie interessate dal percorso sarà attuata la temporanea sospensione della circolazione per consentire il passaggio della carovana ciclistica e garantire la sicurezza della competizione. E chiuderà domani la mostra fotografica Ettore Bragaggia, fotografo a Treviso, allestita a Palazzo dei 300, esposti gli scatti che raccontano la città tra gli anni 60 e 70.
la storia di Treviso che mio papà ha sempre immortalato con la sua macchina fotografica nell'arco degli anni. In occasione del centenario dalla nascita del padre Ettore, Luciano Bragaggia ha voluto ricordare il grande fotografo trevigiano attraverso il suo lavoro in una mostra che ripercorre la storia di Treviso tra gli anni 60 e 70. Personalità, eventi come le riprese, l'anteprima di Signore e Signori, manifestazioni. Quando in città succedeva qualcosa di importante da immortalare, Ettore Bragaggia c'era con la sua macchina fotografica. Lui che si distingueva per l'onestà e la franchezza che lo portavano a catturare in uno scatto non solo le cose belle, ma anche quello che non andava. Siccome amava tantissimo la sua Treviso, quello che non andava bene lui la fotografava e la segnalava. E la bellezza di queste segnalazioni all'era di Gentilini, che lui le apprezzava molto e man mano che lui le vedeva risolveva subito i problemi. Nelle 60 foto in bianco e nero e a colori mostra a Palazzo dei 300 l'amore per la sua Treviso, alla quale Bragaggia, quando chiuse il negozio, volle lasciare in eredità i suoi 6.700 scatti. Il papà, quando che è chiuso nel 2000, ha donato tutti i negativi, le fotografie e il fast assieme a tutta l'attrezzatura fotografica. E mentre si passeggia tra le fotografie esposte, sullo schermo scorrono le immagini di Ettore Bragaggia, stavolta davanti all'obiettivo insieme ai personaggi che ha immortalato o in occasione di premiazioni che lo hanno visto protagonista. Di lui restano queste testimonianze di una Treviso lontana e poi il suo insegnamento. Fotografare col cuore, perché se si fotografa col cuore le fotografie sono le migliori, perché prima col cuore e poi con la mente. A Roncade adesso per Rino Nogarotto il grande giorno atteso da molti anni è arrivato. Questa mattina è stata infatti posata la prima pietra del museo auto e moto d'epoca, progettato per contenere le sue 45 motociclette e 5 automobili, una struttura da 350 metri quadrati in via Marconi a San Cipriano su un suolo di sua proprietà. Presente alla cerimonia tra gli altri il sindaco Marco Donadel, che si è soffermato sulla valenza di un'iniziativa privata ma da risvolto pubblico. Nogarotto impiegherà fondi propri per 300.000 euro, ma la struttura sarà poi aperta anche al pubblico e alle scolaresse, che il museo potrebbe essere pronto entro il 2028. Prima di passare a Belluno vi ricordo un appuntamento importante, perché dopo la grande diretta di giovedì sera con il grande successo di ascolti su Antenna 3, il processo alla Vecchia di Ponte Dante torna in replica domani alle 16:15 sulla nostra emittente per rivivere insieme tradizione e sorrisi di una manifestazione che a Treviso non conosce età, quindi per chi lo vuole rivedere, per chi magari se l'è perso, se lo vuole vedere, domani 16:15 su Antenna 3, il processo alla Vecchia da Ponte Dante con il nostro Lucio Zanato e con tante divertenti battute stoccate come sempre all'amministrazione di Treviso. Adesso andiamo nel bellunese. E partiamo dall'allerta lanciata dalla Protezione Civile del Veneto in queste ore, che ha dichiarato la fase operativa di attenzione, cioè allerta gialla per rischio valanghe su Dolomiti e Prealpi Venete, valida a partire dalle ore 22 di oggi. Sono in corso deboli nevicate che dalla serata diventeranno infatti più intense. Entro domani gli apporti nevosi, specie sulle Dolomiti meridionali, Prealpi bellunesi e vicentine, potranno raggiungere i 35-40 cm a 2000 metri, ma localmente potrebbero risultare più abbondanti. Il limite delle nevicate nella notte sarà a 1000-1200 metri, poi in rialzo a 1200 e 1500. Sono attese anche valanghe da slittamento sotto i 1700 metri, specie nella zona delle Prealpi. Quindi molta attenzione in queste zone con questa allerta gialla. E a proposito di montagna, le ultime gare, le ultime medaglie, poi sarà già ora della cerimonia di chiusura domani sera per le Paralimpiadi di Milano Cortina. La cerimonia ha atteso il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Intanto si fanno già i primi bilanci di questa edizione da record anche per i podi azzurri. Rush finale per le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Ultime ore di entusiasmo per vittorie e medaglieri di entrambe le manifestazioni, ed è fuori discussione che, a dispetto dell'ordine dei nomi, siano state le Olimpiadi molto più di Cortina che di Milano,
ma è anche vero che è tutto il Veneto ad aver dimostrato ottime qualità organizzative sotto ogni aspetto. Siamo qui però a constatare che la macchina fino ad oggi ha funzionato molto bene, gli operatori, i volontari soprattutto, ma tutti coloro che erano in prima linea hanno dimostrato una grande capacità di saper accogliere in un luogo molto particolare, perché insomma sappiamo benissimo le dimensioni di Cortina d'Ampezzo e della realtà delle Dolomiti, e saper appunto ospitare un evento di così grande importanza, e quindi penso che il Veneto ancora una volta abbia dato dimostrazione di grandi capacità, partendo naturalmente dagli aeroporti dove arrivavano le persone da tutto il mondo, passando per Verona come città che ha ospitato i più belli spettacoli della chiusura delle Olimpiadi piuttosto che l'apertura delle Paraolimpiadi, e Cortina d'Ampezzo naturalmente che è stata la regina di questo evento. Di sospensione per lo Airbus, un locale pubblico proprio della città. Il questore di Belluno ha disposto la chiusura perché, nonostante un decreto della prefettura del 2024, i gestori hanno continuato ad organizzare serate danzanti pure in mancanza di idonee misure di sicurezza anti-incendio. Come se non bastasse, i carabinieri sono anche dovuti intervenire su chiamate dei residenti perché infastiditi dal rumore notturno e una volta per un caso anche di rissa tra i clienti. Come sapete, l'attenzione peraltro sulle misure antincendio dopo Cram Montanà si è alzata ulteriormente, quindi di qui anche la decisione di 15 giorni di sospensione per questo locale di Cortina d'Ampezzo. I libri spariscono e l'Associazione Bellunesi del Mondo rende pubblica la sua protesta. In un tempo in cui si vendono sempre meno libri, pare che ci sia però chi li perde o li fa sparire. Il 6 marzo, denuncia il presidente Oscar De Bona, erano stati spediti 16 libri da Belluno a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso. La consegna non è mai stata effettuata, ma il ricevente non ha mai ricevuto un avviso. Quando finalmente il pacco è stato ritrovato presso le poste era sventrato, l'abbiamo visto, e mancavano 11 delle 16 copie. Le poste hanno rifiutato ogni richiesta di rimborso, attribuendo la colpa al mittente per la qualità dell'imballaggio. Al via oggi un appuntamento importante, come sempre, per il Veneto e per le manifestazioni fieristiche del Veneto e del Bellunese in particolare. Ovviamente parliamo di Agrimont. In 45 edizioni Agrimont è diventata la più completa mostra dell'agricoltura di montagna. È l'appuntamento in cui il mondo rurale montano presenta tutto ciò che lo rende unico, dalle macchine e attrezzature per l'agricoltura alle tecniche e ai prodotti per la cura e manutenzione del territorio, sino ai prodotti enogastronomici tipici. Ma Agrimont è anche l'occasione per riflettere sul futuro della fiera stessa. Stiamo respirando sicuramente un momento di incertezza e di preoccupazione anche per quello che sta succedendo nel mondo, e sicuramente tutti i settori ne pagheranno e ne stanno pagando le conseguenze. È chiaro che le istituzioni devono garantire la massima vicinanza e sostegno a un comparto che, ripeto, è strategico per la tutela e la valorizzazione del territorio, e soprattutto perché è composto da tanti giovani. Anche questo aspetto secondo me è importante, giovani che credono nel territorio, che hanno ancora la voglia di fare sacrifici e lo fanno con tanta passione, quindi noi abbiamo veramente il dovere anche per questo di garantire il massimo sostegno e la massima vicinanza. Agrimont è una manifestazione che si è affermata negli anni, sia in termini di visitatori che di qualità e numero di espositori specializzati, con un'ampia rappresentanza delle principali aziende di prodotti, macchine e attrezzature per l'agricoltura e tutto ciò che riguarda il mondo rurale montano. Presenti in esposizione anche aziende legate al settore del giardinaggio e di quello del florovivaismo, con prodotti e piccole attrezzature da utilizzare nella cura dell'orto o del giardino di casa. Completano la rassegna infine gli stand che presentano produzioni agroalimentari tipiche dell'agricoltura di montagna, come formaggi, miele e insaccati. È la fiera della montagna, è la fiera del territorio della provincia di Belluno, e ha bisogno di tutta l'unità di intenti di tutti coloro che credono e vogliono bene alla provincia di Belluno. Le associazioni di categoria, tutte, non solo quelle agricole ma anche quelle degli altri comparti, ma anche la politica, ma anche gli stakeholder, quindi anche gli imprenditori. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, vi lascio al meteo, arrivederci.